giurisdizione e disciplina. Delibera numero 3, adesione al manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo. Delibera numero 4, acquisizione al patrimonio indisponibile dell'ente della proprietà dell'area sita in via Marconi di proprietà del signor Rizzardi Armando. Delibera numero 5, approvazione ordine del giorno proposto dalla Federazione Provinciale Coldiretti Brescia a sostegno del vero made in Italy agroalimentare. Delibera numero 6, risposta all'interrogazione urgente presentata durante la seduta del Consiglio Comunale dal consigliere Ettore Librandi, appartenente al gruppo Lega Nord. Se non ci sono obiezioni, l'ordine del giorno numero 1 si intende approvato. Passiamo all'ordine del giorno numero 2. Comunicazione della deliberazione della Giunta Comunale numero 113 dell'11/12/2013 riguardante il prelievo dal fondo di riserva. La parola all'assessore Pedroni. Vi comunico l'ultimo totale prelievo dal fondo di riserva per 16.179 euro. Sono una serie di integrazioni di spesa che devono essere compiute per chiudere successivamente il consuntivo dell'esercizio 2013. Come è possibile leggere dalla tabella allegata, che riporta tutte le integrazioni di spesa previste, le variazioni più significative riguardano la sicurezza, i programmi informatici, i trasporti scolastici, la manutenzione delle strade e altri interventi di più piccola entità, tutte utili comunque al buon funzionamento della macchina amministrativa. Con questo ultimo prelievo il fondo si azzera e verrà successivamente ricostruito con il prossimo bilancio preventivo del 2014 con la cifra di 20.000 euro. Grazie, domande? Grazie Assessore Pedroni. Passiamo all'ordine del giorno numero 3, l'informativa del Presidente al Consiglio Comunale in merito ai controlli interni al secondo semestre 2013, articolo 7,6 del regolamento comunale sui controlli interni. Desidero informare l'intero Consiglio Comunale che in conformità all'articolo 4,3 e dell'articolo 7,6 del regolamento del sistema per controlli interni, richiamando la relazione del segretario comunale dottoressa Antonella Patrizia Nostro del 24 febbraio 2014 e protocollata al numero 2782, che nel medesimo giorno sono disponibili per chiunque intenda prenderne visione presso l'ufficio di segreteria. Il verbale delle operazioni di estrazione casuale degli atti da sottoporre al controllo successivo, secondo semestre del 2013, e le schede del controllo successivo di regolarità amministrativa del secondo semestre del 2013. Passiamo all'ordine del giorno numero 4. Comunicazione e rinuncia del consigliere Alessandro Bernini all'incarico conferito con il decreto sindacale numero 3 del 17/10/2013. In data 26 febbraio, protocollato il 28 febbraio 2018, ho presentato rinuncia all'incarico, diretto la rinuncia. Illustrissimo Sindaco Marco Candini, in riferimento al decreto sindacale 3/2013, alla delibera consigliare numero 21 del 24/5/2011, con la presente intendo comunicare a te e all'intero Consiglio Comunale la volontà di rinuncia al mandato conferitomi in data 17/10/2013, nel quale mi si incaricava all'altro di svolgere uno studio relativo alle iniziative che possono essere attivate dall'amministrazione comunale in materia di lavoro. Detta rinuncia, come già annunciata telefonicamente in data odierna, è derivata dal fatto della mancanza di fiducia percepita durante la telefonata con le altre sezioni di Castelbella, nell'auspicio che si possa trovare un incaricato adatto al compito, cordialmente saluto.
è una comunicazione tante. No? Quello che ho scritto penso che sia abbastanza eloquente, di più non intendo. Io ho scritto, penso comunque di detto il motivo per cui ho rinunciato all'incarico. Passiamo all'ordine del giorno numero 5, accordo per la definizione e attuazione del rapporto contrattuale in essere in tema di determinazione dell'indennizzo ai sensi dell'articolo 15,5 del decreto legislativo 164/2000 e contestuale accordo per la prosecuzione della gestione del servizio ai sensi dell'articolo 14,7 del decreto legislativo 164/2000. La parola all'assessore Prudenzi. Presidente, grazie, buonasera a tutti. Si tratta di approvare un accordo in funzione di un contratto esistente già con una convenzione con Eurogasmet, il cui inizio deve essere fatto risalire al 1967. In accordo a quanto appunto convenzionato sarebbe dovuto cessare nel 2022. In realtà per una serie di successive leggi subentrate che trattano l'argomento, questo contratto in realtà è a tutti gli effetti considerato cessato al 31/12 del 2012. In realtà il Comune stesso, sempre in accordo con quanto dice la legge, non poteva immediatamente eseguire, cioè bandire una nuova gara, perché questa gara poi, come sembra modo di vedere, dovranno essere poi effettivamente tenute da ATEM, cioè da associazioni territoriali minime di comuni, per i quali un insieme di comuni avrebbero poi dovuto stipulare questo contratto in maniera unica. Nel primo libro la legge però prevede che pur in assenza di una convenzione o di un bando di gara regolarmente espletato come peraltro previsto, essendo un servizio pubblico indispensabile, questo non possa essere interrotto. In quanto tale, perciò l'Eurogasmet è obbligata a continuare a servire il territorio che fino ad oggi ha servito, e nel più o meno deve essere poi anche stabilito, sempre in accordo con quanto dice la legge, un valore industriale residuo che sarà posto a gara nel bando che dovrà essere poi espletato e che deve essere concordato e verificato da ogni singola amministrazione. Questo è quanto è stato fatto, cioè è stato recepito quanto originariamente il gestore del servizio aveva indicato, è stato poi effettuato, è stato un tavolo tecnico volto a verificare nel dettaglio quali fossero tutte le voci indicate nel computo metrico indicato dal gestore, e dopo una serie di incontri è stato unanimemente e concordamente stabilito un valore pari a circa 8.400.000 euro più IVA, valore che dovrà essere corrisposto dal nuovo gestore nel caso che dopo la gara che verrà tenuta Eurogasmet non dovesse essere più il gestore della rete del gas sul nostro territorio. Parallelamente all'individuazione di questo valore è stato poi stabilito a scopo di indennizzo per quanto riguarda i lavori che negli anni sono stati eseguiti dalla stessa Eurogasmet per le operazioni di allacciamento, prolungamento e ampliamento della rete, una serie di operazioni che sono state notificate
in circa 17.000 metri quadrati di riasfaltature sul territorio comunale nelle tracce che sono state appunto oggetto negli anni passati di interventi che hanno bisogno effettivamente di manutenzioni straordinarie e mai più fatte. E insieme a questo è stato poi confermato anche il canone non ricognitorio pari all'11%, pari a quello che già era stato stabilito nelle precedenti convenzioni, che verrà corrisposto dalla stessa erogazione fin tanto che una nuova gara non stabilirà chi sarà il nuovo gestore del servizio pubblico di distribuzione del gas. Direi che io ho dato per sommi capi le informazioni, sono a vostra disposizione per chiarire gli aspetti che di grazie. Dichiaro aperta la discussione, se qualcuno vuole intervenire. Do la parola al consigliere Garazzi. Sì, però sono un paio di domande. Quindi tutto come è stato stabilito il valore di 8.399.000 euro per quanto riguarda le reti. E io ricordo che negli anni passati era stato un decreto era praticamente, mi pare che il governo avesse fatto un decreto dove sostanzialmente il principio era un po' su tutto acqua, gas e così via, che il proprietario della rete non poteva gestire il servizio. Non so se poi sono subentrati altri decreti che hanno consentito, anche perché in questa delibera sostanzialmente si dice chi prenderà in carico il servizio, quindi vincerà la gara d'appalto, dovrà pagare poi le reti a Erogasmet, che è proprietaria di tutto l'impianto. Ecco, questa è sostanzialmente la mia domanda. Come mai così tanto? Secondo noi il valore più basso, e in secondo luogo le nuove leggi hanno fatto sì che praticamente chi gestisce il gas può comunque anche retirare la rete. Grazie consigliere Garazzi. Se nessuno vuole intervenire, chiedo all'assessore Prudenzi di fare la replica finale. Allora, per quanto riguarda la valutazione è stata analizzata dall'ufficio tecnico sulla base di un computo metrico dettagliato di tutte le reti, di tutte le opere presenti sul territorio. E la valutazione sia alta sia bassa, tutte relative in funzione di quello che poi è stato analizzato. Per darvi un'idea, il valore attualmente individuato è di circa 2 milioni di euro inferiore rispetto a quello che originariamente era stato proposto da Erogasmet. L'ufficio tecnico, appunto, con una serie di tavoli e di verifiche puntuali sulle modalità di calcolo che erano state proposte dall'Erogasmet, ha potuto individuare un valore di circa 2 milioni di euro inferiore a quanto proposto da Erogasmet. Ma evidentemente le evidenze che l'ufficio ha avuto modo di far presente a Erogasmet per notare che appunto Erogasmet non ha avuto nulla da ridire. Per quanto riguarda poi invece l'applicazione e la corrisponsione di questo valore, no, la legge attualmente prevede proprio questo, cioè la corrisponsione a chi sarà il nuovo gestore di questa cifra, cioè esattamente come abbiamo fatto quando la legge oggi prevede. Grazie assessore Prudenzi. Do la parola al consigliere Galeazzi per il capogruppo della Lega Nord per la dichiarazione di voto. È chiaro che mettere a gara un impianto di questo tipo con un carico di 8.399.000 euro sicuramente porterà comunque se non al non risparmio, comunque a un aumento
del gas a Castiglione, anche perché non ci si vuole no, non sta parlare. Quindi noi apprezziamo lo sforzo che l'ufficio tecnico ha fatto davanti a un prospetto di Eurogas di 10 milioni e portarlo a 8 milioni 399. Noi del resto siamo convinti che si poteva fare qualcosa di più, perché secondo noi poteva essere stimato sui 5-6 milioni di euro questo impianto, anche dalle valutazioni che avevamo noi, quindi il nostro sarà un voto di astensione. Grazie consigliere Gagliazzi, do la parola al consigliere Martizio, capogruppo della PD per la dichiarazione di voto. Sì, probabilmente la considerazione è la stessa, sarà un voto di astensione, ovviamente siamo qui oggi per variazione nelle normative in materia, quindi ovviamente bisogna recepire il discorso del valore, mi associo, quando si trova sempre così il favore immediato dell'operatore quando si contesta delle cifre che forse evidentemente si poteva ragionare anche su valori più bassi senza ovviamente entrare in contenzione, ma tuttavia non può essere un voto contrario perché dobbiamo andare a recepire e a garantire comunque la continuità di questo servizio ovviamente primario, quindi astensione. Grazie consigliere Martizio, do la parola al capogruppo della lista civica per Castellina, assessore Pedroni per la dichiarazione di voto. Sì, evidentemente il nostro è un voto favorevole, nel senso che abbiamo apprezzato, siamo in grado di apprezzare il lavoro che è stato svolto. Ritengo superficiali alcune osservazioni che sono state apportate dalla minoranza, in quanto stabilire il valore residuo industriale di tutto l'impianto di portata del gas per il nostro comune è sicuramente un esercizio assolutamente complicato, molto complicato. Tenete conto che l'impianto ha più di 50 anni di vita, ci sono tratti che sono stati ultimati recentemente, ci sono tratti più vecchi, quindi diventa assolutamente complicato, davvero difficile stabilire un valore residuo che non può essere quello ovviamente di quanto l'impianto è stato costruito, ma deve tener conto anche della degenerazione meccanica, della vetustà dello stesso che si applica e si produce nel tempo. Il fatto che il nostro ufficio tecnico, supportato anche da consulenti che hanno dato indicazioni di merito, sia riuscito a scontare più di 2 milioni di euro rispetto al valore dell'impianto che proponeva Eurogas, io credo che sia assolutamente da apprezzare. Che poi il valore dell'impianto abbia un rapporto diretto col costo del servizio, questo non c'entra proprio niente. Qui siamo a livelli stratosferici, noi facciamo parte di un ambito in cui sono presenti 42 comuni e ogni comune porterà il suo valore residuo, quindi stiamo parlando di gare che dovranno essere effettuate sul territorio di centinaia di milioni di euro. Centinaia di milioni di euro. Quindi sarà una gara a livello sicuramente europeo, con degli operatori che evidentemente dovranno essere in grado appunto di garantire il servizio per tutti questi comuni. Aggiungo solo un fatto, che questa gara oggi, come oggi, evidentemente complicata e complessa da costruire, sarà gestita da questi comuni. Questi 42 comuni che hanno dato mandato a 15 comuni dello stesso ambito di diventare una specie di organo di controllo e controlleranno tutti i passaggi che ci porteranno appunto a individuare il nuovo gestore. E 2 comuni sono stati scelti, se non sbaglio, Manerbio e Verona Vecchia, per ora nuova, rappresentano, sono i nostri rappresentanti, rappresentano i capi cordata di questa nuova gara. Quindi credo che il fatto che i comuni oggi si organizzino fra di loro per cercare di portare a casa il miglior prezzo possibile per la gestione di questo servizio sia invece un'ottima garanzia per poter spuntare un prezzo competitivo sul gas, sul servizio per i cittadini. Il nostro, l'ho già dichiarato, è un voto favorevole. Grazie Assessore Pedroni.
Dichiaro aperta la votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Si ripete la votazione per renderla immediatamente eseguibile. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Dichiaro approvato l'ordine del giorno numero 5 con 9 voti a favore e 4 astenuti. Vi informo che l'ordine del giorno numero 6 è stato ritirato su indicazione dell'assessore Pudenzi, a cui do la parola per darne spiegazioni. A lei la parola, assessore. Come si diceva prima, il sesto ordine del giorno andava a prevedere una bozza di convenzione che sarebbe servita appunto per ambire, per dare incarico ai comuni per poter indire questa gara. In realtà siamo in una fase di assoluta ancora variabilità e l'ordine del giorno è stato poi pubblicato solo pochi giorni dalla pubblicazione di una nuova legge che ha variato ulteriormente alcuni aspetti relativi a questo bando di gara. Non ultimo, l'11 marzo, che era la data entro la quale doveva essere stipulato e deliberato da parte del Consiglio l'approvazione di questa bozza, in realtà è stata posticipata all'11 di luglio e sono state fatte altre varianti che inducono in tutti i comuni facenti parte dell'ambito a organizzare già un incontro nei prossimi giorni per andare a variare ulteriormente quello che in questa delibera avremo deciso. Quindi, per non andare adesso ad approvare un qualcosa che sarebbe stato necessario andare a variare da qui a poche settimane, a questo punto è sembrato più opportuno ritirare l'ordine e aspettare la delibera finale che i comuni facenti parte dell'ATEM faranno da qui, come ripeto, a pochi giorni. Grazie all'assessore Pudenzi. Passiamo all'ordine del giorno numero 7, approvazione del regolamento per lo svolgimento delle manifestazioni popolari e il relativo utilizzo delle strutture comunali. La parola all'assessore Bossoni. Buonasera. Abbiamo valutato di procedere con questo nuovo regolamento per l'effettuazione delle manifestazioni popolari, che sostanzialmente riepiloga quelle che sono state le necessità raccolte nell'ultimo anno, dovutamente comunque alle richieste delle associazioni che hanno effettuato manifestazioni. Noi quello che abbiamo fatto non è stato di voler stravolgere quello che già veniva sostanzialmente realizzato, ma siamo andati sostanzialmente a elencare una serie di norme per rendere più chiaro alle associazioni che vogliono realizzare delle iniziative l'iter da seguire e per andare un attimo a normare questa cosa. Vengono identificati i soggetti che sono abilitati a organizzare le iniziative, quindi saranno autorizzate manifestazioni ed associazioni culturali, sportive, tempo libero e volontariato, anziché gli enti di promozione sportiva, i comitati parrocchiali, le organizzazioni sindacali di categoria e le organizzazioni politiche. Abbiamo valutato di fissare un limite massimo delle iniziative che si potranno svolgere tra parco e piazza, perché sono questi due luoghi dove sono identificati per lo svolgimento di queste manifestazioni. Sono state identificate numero 5 manifestazioni, diciamo durature, quindi superiori a un giorno, che possono arrivare a 5 giorni, e altre 10 manifestazioni, per esempio quello che è stato svolto l'anno scorso per la festa del 1° maggio, che si potranno svolgere durante l'anno. Su richiesta comunque delle persone residenti, soprattutto in prossimità del parco, si è valutato di non far concatenare delle manifestazioni in fine settimana consecutivi, quindi ci dovranno essere almeno una decina di giorni di differenza di distanza tra una manifestazione e l'altra. È stata fissata come data il 31 marzo entro la quale le associazioni possono fare richiesta per avere spazio, e il criterio che verrà utilizzato sarà quello di privilegiare coloro che hanno già effettuato manifestazioni negli scorsi anni. Quindi se una manifestazione che è svolta da 10 anni sostanzialmente verrà mantenuta senza nessun tipo di problema.
Visto anche quello che è successo in alcune iniziative negli anni scorsi, è stato richiesto alle associazioni che organizzeranno iniziative una cauzione di 400 euro a tutela del materiale che sostanzialmente il Comune può prestare alle associazioni organizzatrici, una polizza assicurativa che va a tutelare innanzitutto chi partecipa alla vita associativa, quindi partecipa alle feste, ma anche gli organizzatori delle iniziative, in modo che così non si ripetano problemi che comunque sono sorti negli anni scorsi. Poi si è valutato di permettere a cornice delle manifestazioni uno spazio di 100 metri quadri per poter invitare attività o bancarelle che possono fare da cornice. Su istanza di compri esercenti verrà imposto l'obbligo, questo è scritto nel regolamento, di esporre chiaramente i prezzi che vengono applicati durante le manifestazioni, e questo viene già fatto da quasi tutti, quindi penso che non sarà assolutamente un problema a recepirlo, ma mi sembra assolutamente un segnale di correttezza. È richiesto a tutti poi dopo, entro 5 giorni dal termine della manifestazione, di pulire e smontare le strutture che sono durevoli. Questo in sostanza raccoglie un po' tutto quello che si è visto durante questi 2 anni e dovrebbe permettere a tutti di riuscire ad avere uno spazio senza comunque creare problemi, permettendo soprattutto agli uffici di lavorare in modo corretto. Grazie Assessore Rossoni. Mi chiede aperta la discussione, do la parola al consigliere Galeazzi. Sì, la mia sarà anche una dichiarazione di voto. Ok, siamo. Allora, la mia sarà anche una dichiarazione di voto. Al di là che comunque come Commissione abbiamo ribadito che per quanto riguarda tutte le questioni di sicurezza noi ci troviamo pienamente d'accordo nel far sì che vengano installate in modo corretto le strutture per le feste e così via. Mentre invece l'introduzione della cauzione, l'introduzione delle sanzioni denota questa mancanza di sensibilità nei confronti delle associazioni di fiducia. Quindi il nostro voto sarà contrario proprio per questi 2 motivi. Grazie consigliere Galeazzi. Così la parola alla consigliere Matriz. Una serie di valutazioni, di aspetti un po' critici vorrei analizzare sul regolamento, nella sua formulazione. Innanzitutto definire il concetto, poi c'è un'incongruenza nell'oggetto del regolamento, quindi nella definizione degli spazi tutto sommato che sono poi soggetti a questo regolamento, cioè si parla nella cultura del regolamento di piazza, parco centrale, piazza eccetera. Vorrei capire con esattezza se questo regolamento si applica solo ed esclusivamente, poi viene riportato nell'articolo 6, però c'è un'incongruenza con l'articolo 1, solo ed esclusivamente per gli spazi del parco e della piazza nuovo d'Italia, oppure si riferisce a spazi comunque del centro abitato del comune, come può essere Piazza San Siro, poi possono essere altri ambienti, altri parchi, magari fino ad ora utilizzati per questa tipologia di iniziative che sarebbero soggetti poi a queste limitazioni, oppure se c'è proprio l'intenzione di proibire in tutte le maniere l'organizzazione di iniziative al di fuori di questi spazi, che mi sembra una cosa importante. L'altro aspetto critico va in ordine, riferito all'articolo 4 ad esempio, è la definizione dei giorni. Vi faccio un cappello molto rapido. In questo regolamento si vorrebbe, mi pare aver capito che l'intendimento sia questo, definire una serie di indicazioni generali che però devono avere un valore guida, cioè pensare di definire un regolamento del genere per poi cimentarci in tutte le occasioni utili a deroghe su deroghe avrebbe poco senso, a questo punto tanto voleva definirlo. Però mi viene ad esempio da dire sulla questione ad esempio dei giorni che andare a definire con esattezza e con limitazione totale
la questione dei 5 giorni per una manifestazione può essere molto limitativo. In primo luogo che ci sono in realtà comuni qua vicini, quasi tutti dico, dove ci sono manifestazioni che durano anche più di 5 giorni. E quindi magari sono anche tipologie di eventi che in 5 giorni magari non si esauriscono, o anche feste popolari o iniziative interessanti si svolgono qua in zona che magari durano anche 10 giorni, 15 settimane. Quindi questa è una limitazione forte, futura e potenziale su quali possono essere iniziative. E poi è anche capitato che associazioni, gruppi che organizzassero eventi per fatidici di 5 giorni poi si trovassero costretti, detto fuori denti, per far quadrare i conti, magari a fare i giorni più, i giorni in più. Quindi pensare di andare a derogare tutte le situazioni, nonostante sia fatto questo regolamento, ha poco senso. Piuttosto io direi andiamo a prevedere magari un termine più lungo o comunque più elastico per permettere anche la nascita della festa del meno, magari di eventi più strutturati che non siano la semplice festa classica. Qui siamo in caso per consentire magari alle associazioni che hanno queste esigenze di magari aggiungere quel giorno o due in più, proprio per non dare gambe per l'aria, detto fuori dei denti. C'è poi un altro passaggio che è detto dall'articolo 6 di questo regolamento che fa riferimento, questo è un passaggio che mi è poco chiaro, il discorso della SCIA, i famosi 15 giorni prima, che magari non avrei messo nel regolamento, poi tutto sommato secondo me si va a snaturare un po' il senso della SCIA. Sappiamo che l'ASL di Brescia in particolare dà questa indicazione generica preferibilmente 15 giorni prima, nel senso che è una cortesia in sostanza che gli permette di organizzarsi. Poi sappiamo che la SCIA non ha nella sua natura la necessità, diciamo così, di soggiacere a questi termini e quindi andare a scrivere un regolamento anche con un'indicazione perentoria secondo me ha poco senso. Cioè, le modalità operative per la richiesta di somministrazione e autorizzazione di somministrazione di bevande ai eventi sono già previste dalla normativa di riferimento. Andare a inserire il regolamento per farlo 15 giorni prima perché, secondo me ha poco senso. Se la situazione deve presentare la SCIA lo fa secondo i termini e le modalità proprie della SCIA, senza andare a obbligarla a modalità diverse che possono essere anche discutibili. Perché appunto sarebbe definire un termine perentorio per una tipologia di richiesta di autorizzazione che questo termine non basta, che produce effetti immediatamente dopo che sia stata presentata. Altro punto dell'articolo 6, al punto 3, fa riferimento a una dicitura che mi risulta poco chiara, molto discrezionale. In relazione alla presentazione delle richieste di manifestazioni si dà prevalenza a quelle che non abbiano registrato episodi di disturbo. Questo è un concetto un po' largo, nel senso che sappiamo che tutte le manifestazioni a Castelmella, da quella più, diciamo così, più gioviale, a quella più, magari, diciamo così, giovanile più movimentata, tra quello cittadino che abita al parco e quello che abita attaccato, tutte in un modo o nell'altro hanno comportato segnalazioni, diciamo così, da parte dei cittadini che magari avevano qualcosa a che dire per saltare le contrade. Allora, tutte le manifestazioni tutto sommato hanno avuto in qualche maniera delle contestazioni o delle segnalazioni di disturbo, quindi subordinare anche la concessione, diciamo così, delle autorizzazioni a questo punto, a questo passaggio diventa estremamente discrezionale e si rischia veramente che a quel punto tutte le situazioni possono essere messe sullo stesso piano e chiunque si prende la briga di segnalare che l'organizzazione magari di fare la festa anche mediamente tranquilla ha disturbato, pone nelle condizioni comuni l'anno dopo di non autorizzarla più. Se mi dà fastidio per intendersi la manifestazione al parco, facciamo 20 chiamate al comune di Castelmella e poi deve rispettare il regolamento, e così la festa del nuovo bambino, degli anziani, di perché non si organizza più, perché mi dà fastidio avere 3 giorni di musica durante una settimana. Quindi queste sono cose che secondo me o si definiscono in maniera chiara, piuttosto è meglio stralciare, è meglio eliminare. C'è poi un altro passaggio nell'articolo 5, parlando del punto 5, sempre l'articolo 6, che stabilisce la precedenza del comune di Castelmella nella definizione del calendario dell'evento. Io segnalo sommessamente, poi questo è un altro punto,
che definire, diciamo così, la questione delle iniziative organizzabili d'anno nel numero massimo di 5 mi sembra molto discutibile, perché innanzitutto si guarda semplicemente all'esistente e neanche al passato, perché in passato si sono organizzate bellissime iniziative di più di un giorno che con questo nuovo regolamento in sostanza non potrebbero più svolgersi. Andiamo a dire alle associazioni che negli anni passati hanno organizzato anche manifestazioni interessanti che, visto il regolamento, non si possono più organizzare, salvo andare con cappelli in mano dal sindaco o all'assessore a chiedere questa benedetta deroga, che secondo me è un concetto che nel momento in cui si definisce il regolamento non dovrebbe esistere. Cioè, piuttosto eliminerei il fattore dell'evento del numero di iniziative massime, perché questo mi sembra molto limitativo, perché pensiamo che nel momento attuale, ad esempio, in tutto il mese di maggio non c'è un'iniziativa su questi clienti. Dalla prima, le 3 manifestazioni più grandi, dalla prima settimana di giugno si esauriscono la prima settimana di luglio, tutto il mese di luglio praticamente, tutto il mese di agosto quasi fino alla fine non abbiamo nessuna iniziativa, eppure quella è l'estate che sta in legge. Cioè, pensare che qualcuno potesse in qualche maniera proporre un'altra iniziativa per animare un po' il paese anche d'estate non mi sembrava una cosa fuori dal mondo, e quindi io proporrei da questo punto di vista, se è possibile, di modificare questo passaggio, cioè il discorso delle feste, piuttosto non so, si stabilisca che di anno in anno si svolgerà una commissione, può essere una commissione consigliare, che valuterà, diciamo così, le richieste pervenute dalle manifestazioni, anche in deroga a questo concetto, ma non in deroga perché nel regolamento si eliminerebbe, potrebbe valutare tutte queste manifestazioni se sussistono i requisiti dell'associazione, se può essere un'iniziativa valevole, veramente valida per il territorio, per caso, se dare a definire un regolamento per poi trovarsi in fatto in giunta a derogare, mi sembra onestamente una cosa poco lineare. Piuttosto apriamo e poi valutiamo, diciamo così, in maniera trasparente, in maniera aperta, quelli che possono essere proposte. Poi avrei altri appunti, però magari se nel frattempo l'assessore vuole rispondere o fare qualche valutazione in merito, con un altro intervento, magari me la gioco dopo. Grazie consigliere Malatizio. Do la parola al sindaco Fradini, che ha chiesto la parola al sindaco Fradini. Sono quantomeno stupito dalla dichiarazione del consigliere Galeazzi, perché la cauzione era già stata prevista dal regolamento di gestione parco, quindi la mancanza di fiducia probabilmente è tutta sua. Questo penso è una cosa di buon senso, sì, c'erano 400 euro che le associazioni versavano per l'utilizzo del parco. Cosa vuol dire? Mi sembra veramente facciamo ridere però. Lui di buon senso dice che un'associazione che vuole organizzare un evento lascia 400 euro di cauzione al comune, il responsabile dell'ufficio tecnico visiona le strutture prima e dopo viene restituita la cauzione. È solo una cosa di buon senso, tutte le cose che sono di tutti, non solo delle associazioni di voti. Quindi mi sembra assolutamente legittima questa cosa. Allora, chiedo scusa, Bossoni chiedo scusa. Allora, quando parlano le persone bisogna lasciare parlare. Siete intervenuti e nessuno vi ha interrotto, quindi vi chiedo per cortesia e per educazione di lasciare parlare anche gli altri. Continui il Bossoni. Poi rispondendo alle questioni sollevate dal consigliere Manafito, c'è scritto piazza, parco, eccetera, perché le strutture sono concentrate in questi due luoghi, piazza e parco. Non è escluso che in altri posti possano essere fatte feste, ma non vengono indicati posti in particolare, perché sarà facoltà fare queste richieste e verranno analizzate nel dettaglio, se rientranti comunque in un'ottica di sicurezza. Quindi non mi sembrava il caso di fare l'elenco di tutte le vie del comune per dire che si poteva fare ovunque. Sono stati indicati i locali e i luoghi dove vengono svolte da anni questa parte delle manifestazioni. Per quanto riguarda il numero di feste, a volte stento a credere a quello che sento, perché in alcuni casi il Consiglio Manafito parla bene dei commercianti. Poi i commercianti fanno presente che tante feste danno fastidio, allora però prevale l'affetto per le associazioni. Questa cosa mi lascia sempre più perplesso. Il limite di 5 giorni per 5 associazioni, quindi sono 25 giorni nel corso di 4-5 mesi centrali, sono un limite più che sufficiente perché tutte le realtà associative possano trovare spazio.
Eventuali associazioni che volessero ulteriormente proporre non avranno comunque negato il permesso, nel senso che quella clausola che è stata inserita di permettere a qualcun altro di fare un'iniziativa oltre le 5 serve proprio a tutelare eventuali proposte di particolare interesse. Ci sono poi 10 giornate che si possono sviluppare nel corso dell'anno e diventano circa 30-35 giorni primi di iniziative. Quindi mi sembra che non ci siano particolari problemi sulle cose sollevate. Non sarà nessuno costretto a venire a chiedere limosina né a sindaco né all'assessore per poter fare una manifestazione, questo può stare sereno. Poi non ricordo se aveva sollevato altre questioni su... No, c'erano la questione dei giorni, la questione della scia. Sulla scia. Sì, massimo 5 giorni abbiamo detto anche per tutelare i commercianti. Anche per tutelare i commercianti. Se è sufficiente? No, i 5 giorni. La scia recepisce semplicemente delle richieste dell'ASL affinché l'ASL non abbia problemi, il nostro ufficio non abbia problemi, le associazioni di domanda sono tutte pressoché a conoscenza di questa cosa. Verrà girata una copia di questo regolamento a tutti coloro che possono essere interessati, avranno tutti i tempi per fare domande, avere chiarimenti e rispettare le regole previste. Non mi sembra ci sia altro o sbaglio. La precedenza del comune è perché se dovesse esserci iniziative già proposte richieste dal comune, eventuali ulteriori richieste dovranno chiaramente sottostare a quelle. Ma solitamente, visto che l'obiettivo è quello di realizzare un calendario, sarà il nostro obiettivo chiaramente quello di non accavallare le iniziative in modo che le strutture siano sempre disponibili per tutti. C'è il discorso del disturbo. La questione del disturbo diciamo che è di carattere assolutamente generale perché non si vuole puntare il dito contro nessuno. Però diciamo che se quelli che sono gli eventi successi in altre manifestazioni degli anni scorsi dovessero poi dopo concretizzarsi in qualcosa di più, è dovere di un'amministrazione prendere in considerazione anche di dire faccio una cosa non positiva, perché sicuramente vietare una festa non è una cosa positiva, ma la salvaguardia della sicurezza e del diritto a stare tranquilli delle persone viene assolutamente prima delle altre cose. Ciò non vuol dire che se uno alza la musica di un decibel viene proibita la festa, se vende un panino subito dopo la fine dell'orario previsto viene proibita la festa, però determinati eventi che vanno contro la sicurezza delle persone che passano a parte in piazza vanno sicuramente tenuti in considerazione. Grazie Assessore Borsoni. Do la parola al Sindaco Franzini. Buonasera. Sì, capisco che l'opposizione deve fare polemica, anche quando c'è stata una commissione che ha discusso questo regolamento l'elenco che ha fatto il consigliere Mannatrizio su quasi ogni articolo del regolamento ha reso nota la sua contrarietà, ma sono tutti argomenti ai quali Borsoni ha risposto, credo, significativamente. Direi che oltre al fatto della questione dei commercianti, che è reale, c'è anche la questione che effettivamente questi spazi individuati sono abitati, forse la piazza ancora non è così abitata, ma già in piazza abbiamo avuto in qualche occasione delle lamentele anche piuttosto forti e sappiamo bene chi. Quindi ecco, pensiamo anche un attimo al fatto che cadenzare le feste è anche occasione sia al parco che in piazza di evitare grosse lamentele anche da parte dei residenti che giustamente a volte avere festa una dietro l'altra, avere una festa di 10 giorni continui probabilmente sarebbe troppo di disturbo. Certo, sarebbe bello poter organizzare magari feste molto più lunghe, ma ne abbiamo già avuto anche occasione di avere delle richieste in questo senso, però forse ci vorrebbe un'area feste dedicata e non così centrale. Per quanto riguarda il voto contrario da parte della Lega, mi stupisce perché credo che l'argomento della poca fiducia
fiducia verso le associazioni non sia un argomento, secondo me, non sia un argomento, sia un po' un pretesto. Perché, come si diceva, la corruzione c'era anche prima e vuole essere anche, e questa corruzione, ecco, nasce anche forse da problemi che ci sono stati a volte tra le associazioni, per cui per chiarezza anche questo qui va messo. Per quanto riguarda il disturbo, anche qui tutte le associazioni sono corrette, a volte invece è successo che qualche festa non ha richiesto, non ha generato la telefonata in comune, invece ai carabinieri alle 4 del mattino, quindi direi che ci sono associazioni e associazioni. Questo qui può essere anche diciamo, un incentivo per le associazioni a guardarsi un po' prima di arrivare alla lamentela, di limitarsi un attimo. Grazie signor Comandini. Do la parola per il secondo intervento al consigliere Manatrillo. Sì, no, diciamo così, la questione delle aree invece non è molto chiara, perché al punto primo si stabilisce in generale piazza, parco, eccetera. Al punto 6, all'articolo 6.4 invece si fa esplicito riferimento a quali sono le strutture e si dice parco e piazza, quindi poi vorrò vedere come si farà a imporre, diciamo così, in caso di appresso, se qualcuno dovesse organizzare l'amministrazione del piazzale del centro sportivo, piuttosto che in altri parcheggi, come è stato fatto anche in passato nel comune, sarà un po' difficile poi andare a imporre, diciamo così, queste disposizioni se i regolamenti in sé contraddittori a questo punto. Prima si apre genericamente, poi invece si va a elencare, quindi questo secondo me è incongruità da definire. Il discorso della SCIA, secondo me, nell'andare a imporre un regolamento questa cosa mi pare il massimo della legittimità, nel senso che ripeto, sono disposizioni che nel vedo l'ASI tutto sommato può imporre. Infatti è capitato che arrivassero anche scie, pubblicazioni più ravvicinate nei giorni, anche manifestazioni organizzate qui su questa piazza, non dalle associazioni, e le autorizzazioni sono state rilasciate comunque anche se non c'erano i 15 giorni. Per quanto riguarda poi il continuo, sono un altro paio di punti che avevo fatto, l'abbiamo mezzata. Sulla questione degli orari si fa riferimento ancora alle 24 a mezzanotte come riferimento massimo. Ci sarà ancora la questione delle deroghe di volta in volta o questo orario lo dobbiamo ritenere un qualcosa di perentorio e di assoluto, perché ripeto, non vorrei che si generasse ancora questa vi parlavo prima orariamente, solo che poi c'è sempre, devo dire, disponibilità col cappello in mano, la richiesta delle deroghe. Ci sarà una cosa perentoria oppure ci sarà un discorso di deroghe diciamo così, da applicare e a discrezionalità dell'amministrazione. La questione dei commercianti poi non so, al netto delle prese di posizione generiche della Confesercenti, sempre rispettabile, però sto parlando un po' con i commercianti in Castelmella, vedendo la partecipazione che c'è, tanti che sponsorizzano, promuovono queste iniziative, tante attività anche del parco che dicono non lavoriamo così tanto come nei giorni in cui ci sono le manifestazioni, penso alla saga del Fish, chiediamo ai ristoranti in Castelmella se non lavorano meglio in quei giorni perché c'è più gente, cioè, forse chiedere, diciamo così, qualche volta ai commercianti qualcosa e non calare diciamo così, le disposizioni dall'alto parlando per il loro nome, allora invece sarebbe meglio, insomma. Potrei portare esempi concreti di attività commerciali che sono, diciamo, quelle poche rimaste qui nel centro della zona del parco, che invece quando ci sono le feste noi facciamo cassetto. Ultima cosa, la questione della produzione è vero che c'era, ma era solo sul parco, era stata definita sul parco perché al parco esiste una struttura che a tutti gli effetti sarebbe attrezzata come cucina, come deposito, una parte di coperta, e
quindi diciamo che la condizione era legata principalmente a quello spazio, cioè uno spazio che tutto sommato è già parte integrante dell'organizzazione della festa. La questione della piazza, diciamo, tutto sommato è un luogo che parte da zero, dove bisogna portare tutto e quindi chiedere 400 euro di cauzione sulla piazza. Per carità, poi le associazioni se devono spendere 400 euro e poi ritorneranno indietro, magari non avranno, però ci sono magari alcuni gruppi o alcune realtà che anche i 400 euro risultano a dover anticipare in tasca loro le spese di avviamento, le spese fisse della festa, magari possono avere anche qualche difficoltà. Io ho proposto fuori dai registri la questione poteva essere sostitutiva, ma più visto che è stata aggiunta e integrata la questione dell'assicurazione. Si chiede una cauzione e poi si chiede l'assicurazione dell'associazione, che già di fatto dovrebbe coprire la responsabilità civile, quindi se l'associazione o chi per loro causa un danno a una struttura, deve esserci già l'assicurazione che voi chiedete a coprire quel danno. Quindi chiedere sia una cauzione che l'onere aggiuntivo di un'assicurazione mi sembra un doppio onere a carico delle associazioni. Qualcuno magari fa anche l'assicurazione o ce l'ha già come associazione per sentirsi un po' più tranquillo. Qualcuno magari poteva decidere di optare tra l'una e l'altra disposizione e magari poteva essere aiutato in qualche maniera. Questo potrebbe essere una proposta, se non porre magari come triangolo vincolante, ma concluso e basta, le osservazioni sono terminate, poi farò la dichiarazione di voto. Grazie consigliere Manatese. Do la parola al consigliere Berzaccola. No, sono una precisazione. Allora, per quanto riguarda l'assicurazione, ecco, queste norme nascono da un po' di esperienza che è successa, che abbiamo verificato in questi ultimi periodi, perché è capitato che un'associazione avesse problemi proprio per questo. Quindi il fatto dell'assicurazione anche in questo caso vuole venire incontro, ricordare alle associazioni che purtroppo in caso di incidenti o anche minimi l'assicurazione è una forma di protezione. Quindi non sono... Sì, la cauzione ha un altro senso, la cauzione riguarda il danno al patrimonio comunale, e anche la piazza, diciamo che può succedere che per esempio venga danneggiato o sporcato in qualche modo il pavimento, quindi si è ritenuto, come per il parco, anche per il patrimonio comunale della piazza, di introdurre questa forma di protezione. Ecco, questi erano i chiarimenti. Grazie Sindaco Franzini. Do la parola al consigliere Berzaccola. Ecco, io vorrei ricordare che la scorsa settimana ci siamo riuniti e tra l'altro non c'è neanche così voglia di presentarmi alla commissione, per essere onesto. Però sempre per essere onesto, no, non sono stati fatti nessuna critica quando eravamo lì, per poi adesso parlare per niente, perché è parlare a vuoto e a vanvera. Dato che se vuoi chiedere qualcosa prima lo dici prima, è come se uno guida in tangenziale bendato in contromano, si schianta, muore e poi uno gli viene a dire no, e poi uno gli viene a dire che l'avevo detto senza che te l'abbia mai detto. Allora il suo interesse non era nel non farlo schiantare, nel parlare dopo, e a me personalmente dà fastidio, perché non ho voglia di perdere tempo con una persona che quando vai in riunione ti dice va bene, poi viene qua ti dice va male, no, va bene. Infatti la prossima volta sarebbe opportuno non farlo, perché tirarsi in giro a me va bene fino a un certo punto, però poi qua c'è la gente e alla fine ci si tira sempre in giro. Dato che io dopo esco e non voglio essere tirato in giro né da te né dagli altri, mi giro le scatole, soprattutto oggi che sono un po' agitato. L'ordine del giorno Ci voleva proprio. No,
commissione e non diceva una parola, anzi esaltava quasi, e poi il Consiglio Comunale ci badinava con rantellate. Quindi non prenderla, al di là che comunque per quanto mi riguarda ho contestato solo le sanzioni che sono state previste nel regolamento, però volevo rincuorarti dal fatto che certi tatticismi vengono fatti apposta in commissione per riservare poi nel Consiglio Comunale a quindi al voto, perché mai andremo a anticipare in commissione per che cosa sia il Consiglio, quindi non prenderla così male, dai. Iniziamo questa discussione, vi do la parola all'assessore Borsoni per la replica finale. Lo ringrazio il consigliere Manatrizio che sostanzialmente ci ha riletto tutto il regolamento, quindi penso che anche i presenti abbiano avuto un buon chiarimento. Confidiamo che possa essere di supporto sia agli uffici che lavorano, le persone che lavorano in questo comune, che a tutti coloro che vogliono realizzare iniziative. Mi sembra di fatto un lavoro che non cambierà sicuramente la vita a nessuno, ma che potrebbe comunque in qualche modo semplificarla, e quindi pensiamo che sia un regolamento corretto da approvare. Grazie Assessore Borsoni. Il consigliere Galazzi ha già espresso la sua dichiarazione di voto durante l'intervento, quindi do la parola al capogruppo del PDL Manatrizio per la dichiarazione di voto. No, sarà tutta la serie di osservazioni che ho fatto e sulla quale chiedevo magari che ci fosse un po' più di ragionamento e un po' meno, diciamo così, di presa sotto gamba, cioè tutta la serie di osservazioni che poi sono arrivate anche diciamo così, che sono vissute sulle problematiche che ci sono anche nell'organizzazione e nella gestione di questo tipo di eventi. Quindi il mio sarà un voto contrario, non tanto perché il regolamento in sé abbia il 90% di questo regolamento sostanzialmente non recepire il vecchio regolamento e una serie di disposizioni che sono già nelle cose, però su questi 5-6 punti che sono comunque non trascurabili ci tenevo a avere dei chiarimenti e possibile delle variazioni. Queste variazioni non sono arrivate. L'ultima cosa la sottolineo velocemente, che anche sulla questione delle 5 feste ci saranno problemi, perché io dimenticavo il paio della contraria, ci farà ancora 2 giorni di festa, siamo già a 5, quindi qualsiasi altra manifestazione sarà esclusa, quindi anche per questo voterò contro. Sarà appunto un voto contrario perché magari su queste cose... Fa piacere che tu sappia che il paio lo facciamo. Sì. Non ho visto più, scusa. Borsoni. Devo richiamare. Si contenta. E non si può dire niente. Ripeto, forse con un po' più di elasticità da questo punto di vista, su questi 4-5 punti si potrà trovare, diciamo così, una posizione diversa. Noi non ci riserviamo, vi riservo, poi vedremo, mai di presentare già la prossima una richiesta di variazione di questi 4-5 punti. Giusto per dare seguito a queste richieste che sono cadute un po' nel vuoto e non rispondo all'oracolo, rispondo al vuoto a voce. Quindi non è vero, potrei, è vero, però magari una cosa potrei, non so cosa diciamo. Però ecco, questo sarà un voto contrario proprio per queste motivazioni. Grazie consigliere Manatrizio. Do la parola a questo gruppo della lista pubblica Unita Castellana, assessore Pedroni. Apprezziamo il lavoro che è stato affrontato da parte dell'assessore Borsoni, che meticolosamente e sicuramente non dal punto di vista soggettivo ma con l'aiuto delle associazioni è riuscito a costruire un buon punto di partenza, un buon regolamento di partenza. Apprezziamo anche il fatto che la Commissione riunita abbia tatticamente elaborato pochi suggerimenti e tanti tatticismi. Purtroppo noi ci affidiamo anche al contributo delle commissioni, ci sforziamo di convocarle per cercare di far lavorare i consiglieri comunali per il bene dei cittadini. Poi se uno vuole portare i propri tatticismi sono scelte sue e fa anche bene, perché in politica magari ci stanno anche i tatticismi. Noi crediamo che invece questo regolamento è stato costruito con grande serietà, riguarda evidentemente la ricerca di un corretto equilibrio tra interessi diversi. Un regolamento deve tenere sempre da conto quelli che sono
sul territorio, tra cittadini che vivono beatamente le feste popolari, ma anche tra cittadini che invece ne subiscono, tra virgolette, il disturbo, tra l'utilizzo delle strutture comunali che devono essere salvaguardate, quindi giustissimo, secondo me, il criterio della cauzione e delle sanzioni per chi non si comporta correttamente. Certamente non saranno valutazioni che verranno fatte soggettivamente con discrezione, ma saranno valutazioni che verranno affrontate con prove di fatto e con documentazione che sarà presentata. Io credo che questo strumento, nel momento in cui verrà applicato, sicuramente sul campo genererà osservazioni ed eventuali rettifiche. Sono convinto che le associazioni del territorio, che tutti conosciamo e tutti cerchiamo in qualche misura di aiutare, conoscono perfettamente le disposizioni che sono state qui previste e sono convinto che faranno sentire il loro parere se non l'hanno già fatto sentire. E sono convinto anche che il loro parere non è quello di modificare radicalmente il regolamento, ma probabilmente di apportare delle ricchezze, delle osservazioni di ricchezza per farlo funzionare meglio. Pertanto il nostro è un voto assolutamente favorevole. Grazie Assessore Perroni. Dichiaro aperta la votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Si ripete la votazione, resta immediatamente seguibile. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Dichiaro approvato l'ordine del giorno numero 7 con 9 voti a favore e 3 contrari. Passiamo all'ordine del giorno numero 8. Scioglimento convenzione del Comune di Castelmello e Vandico per il servizio in forma associata della segreteria comunale. La parola al Sindaco Pianzini. E all'ordine del giorno lo scioglimento della convenzione tra i comuni di Vandico e Castelmella. Per quanto riguarda il servizio di segreteria comunale. Ecco, questo atto è dovuto al fatto che la dottoressa nostra, il nostro segretario comunale, andrà in un altro comune a svolgere il suo servizio, per cui necessariamente questo atto prelude a questo fatto. Veramente dal fatto che appunto ringraziamo la dottoressa nostra per averci accompagnato in questa fase di ormai 1 anno e mezzo, quasi 3, di amministrazione, in un momento difficile sicuramente, anche per noi che essendo la prima volta che affrontavamo questo impegno, sicuramente è stato di supporto e ci ha supportato appunto con la sua professionalità, e quindi un po' certamente dispiace e sicuramente ci mette anche un po' in difficoltà questo fatto, però naturalmente facciamo il migliore augurio per la nuova destinazione dove avrà modo di svolgere la sua professione al meglio. Quindi nel ringraziarla do questa comunicazione Grazie Sindaco Pianzini, dichiaro aperta la discussione. Do la parola al consigliere Garazzi. No, mi unisco alle parole del Sindaco. La dottoressa nostra ci ha accompagnato per tanti anni in questo Consiglio Comunale, l'avevamo voluta noi, è stato qui tanti anni con noi ha lavorato moltissimo, con noi ha fatto tantissime cose, a noi non ci resta che ringraziarla per tutto il lavoro che ha fatto per questo Consiglio Comunale e per il nostro Comune. Mi auguro una cosa, spero che il Comune dove andare cambi il sindaco e non la voglia e la lasci per un paio d'anni che magari
qualcosa cambia. Grazie, ragazzi. La parola al consigliere. Io brevemente ho avuto meno tempo, meno occasioni di ragazzi e gli altri, proprio mi unisco al ringraziamento per il lavoro fatto in questi tanti anni. Per il punto dell'amministrazione, ma soprattutto per il comune di Castellino, vi saluto per il nuovo incarico. Grazie, consigliere Manatrizio. La parola all'assessore Erretti. Io colgo questa occasione per dire qualcosa su questa vicenda. Innanzitutto, quando il segretario comunale ci ha anticipato che c'era questa possibilità di una sua scelta diversa da quella del nostro comune, la prima cosa che io ho chiesto era se era un disagio che si percepiva attraverso il lavoro che veniva svolto con noi o se la sua scelta era dettata da una possibilità di migliorare la sua posizione professionale, ma anche di arricchire il suo curriculum, perché comunque aveva la possibilità di andare a sperimentare anche modelli organizzativi nuovi che in ogni comune dove tu arrivi puoi mettere in pratica, nei comuni dove vivi da molto tempo probabilmente è consolidata un'organizzazione che delle possibilità di sperimentare cose diverse è più difficile. E da questo punto di vista mi ha così fatto piacere il fatto che comunque la sua fosse una scelta dettata da questa prima ipotesi. Io devo dire che ho avuto modo di apprezzare la sua competenza e la sua professionalità e aggiungo anche che in questi mesi, in questo anno, due ormai anzi, nel quale io sono al comune di Castelnella, si è anche creata una sorta di cerchio di solidarietà che si crea a volte tra le donne quando ci si trova in contesti molto maschili, per cui a volte si fa è più facilmente comprensibile il linguaggio e c'è una facilità di comprensione che a volte è un po' più difficile con gli uomini. Sono anche convinta però che, quindi io da questo punto di vista davvero un ringraziamento lo sento di cuore, anche se sono convinta che nella pubblica amministrazione il turnover sia un bene. Il turnover soprattutto nelle posizioni apicali va bene a chi lo esercita perché ha la possibilità appunto di fare carriera o di sperimentare modelli diversi da quelli dove lavora, ma anche a chi tra virgolette lo subisce, nel senso che comunque ti mette nelle condizioni di rimetterti in gioco, di sperimentare anche te stesso, di cercare di attivare tutte le tue competenze. Il cambiamento è giusto in politica, secondo me c'è la politica ha bisogno di gente nuova, ha bisogno di rinnovamento, ma anche la pubblica amministrazione ha bisogno di questo e questo avviene e c'è anche un turnover delle persone. Detto questo, io penso che quando una scelta personale che gratifica la persona che la fa, a questa persona vanno gli auguri assolutamente più sinceri di un buon lavoro con il ricrescimento, perché c'è questo distacco, ma che comunque credo che sia un distacco che può fare
Grazie dottoressa Nostro, dichiaro chiusa la discussione e do la parola al capogruppo della Lega Nord Alleanza per la dichiarazione di voto. Segretario, sono in difficoltà. No, sto processando. Manca il capogruppo del PDL, quindi do la parola al capogruppo della lista civica per Castellella, assessore al problema dei nomi per la dichiarazione di voto. Il nostro voto solo. Grazie, assessore. Do la parola al capogruppo del PDL, Manatuzzo per la dichiarazione di voto. UPDL. No, ovviamente sarà voto favorevole, la dichiarazione di voto prima, ovviamente. Dichiaro aperta la votazione, chi è favorevole alzi la mano. 12. Si ripete la votazione per rendere immediatamente eseguibile, chi è favorevole alzi la mano. Dichiaro approvato l'ordine del giorno numero 8 con 12 voti a favore, nessuno astenuto, nessun contrario. Prima di passare all'ordine del giorno numero 9, vorrei ricordare al consigliere Manatuzzo e del Cassola che prima di abbandonare l'aula c'è un interessante giusto corretto, farlo presente al segretario comunale perché ne possa prendere nota. Grazie. E per correttezza passiamo all'ordine del giorno numero 9. Ordine del giorno relativo alla campagna contro l'acquisto delle aeree F-35. La parola al sindaco Franzini. Sì, questo ordine del giorno si inserisce in un discorso forse più ampio che riguarda il problema della difesa e delle spese militari in un paese come l'Italia, oggi attanagliato da una crisi economica, ma direi, a parte l'aspetto economico, direi che forse dovremmo rivedere anche quello che ci detta la Costituzione italiana riguardo all'uso delle armi della guerra. E quindi diciamo che a parte l'aspetto economico che riguarda questo progetto, in particolare il F-35, di cui poco si è parlato, se non ultimamente in Parlamento, anche un discorso etico che dovrebbe coinvolgere il nostro Paese in una discussione del modello di difesa e soprattutto dare più informazioni a come vengono impiegate le risorse del Paese riguardo alla difesa. E quindi portiamo questa sera all'ordine del giorno del Consiglio di Castelnella un'iniziativa che è quella portata avanti da numerose associazioni pacifiste o anche partiti che vuole coinvolgere molti comuni italiani, molti enti per sollecitare il governo a rivedere questo progetto. Ecco, quindi darò lettura in sostanza dei punti principali di questo ordine del giorno, anche perché fa un po' la storia, un po' dare l'idea di quella che è la situazione oggi. Quindi il Comune di Castelnella ha aderito all'associazione Memories for Peace che ha come obiettivo un mondo libero da armi nucleari entro il 2020 e la promozione della cultura della pace. L'Italia, come stabilisce l'articolo 11 della Carta Costituzionale del 48, ripudia la guerra come strumento di difesa della libertà degli altri popoli e come metodo di risoluzione delle controversie internazionali, consentendo le limitazioni di sovranità
unità necessaria di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. È reso noto che il Joint Strike Fighter F-35 è un cacciabombardiere di quinta generazione, che è il caccia appunto che è stato commissionato alla società Lockheed americana, e che questo cacciabombardiere di quinta generazione è capace di trasportare anche ordigni nucleari, e la sua realizzazione, frutto di un accordo tra USA e 8 paesi partner, tra cui l'Italia, che prevede la realizzazione di 3.173 veicoli per un costo complessivo stimato di 396 miliardi di dollari. Questo è il progetto globale. Il programma presenta numerose criticità evidenziate anche dalle autorità di controllo degli Stati